Benvenuti a una nuova lezione di musica in lingua veneta. Andiamo a vedere sull'accordo del Do maggiore che abbiamo visto l'altra volta, andiamo a suonare una nota più alta facendo un arpeggio. Dunque, andando a ciappare note Do, Mi, Sol, Do, proviamo a suonarle una più che altra. Dopo aver fatto questo, dobbiamo fare a suonare la minore, che è l'accordo che abbiamo visto la volta passata, che fa parte della scala del giro di Do, che si è molto usato. Adesso proviamo a suonare tutti e Do, prima quello del Do maggiore e dopo che altro della minore. Quello che posso consigliare sarebbe provare a suonarli ad asio, su scommessa a suonarli ad asio e dopo velocizzare sempre di più, ciappando un fiare di velocità, dunque a poter provare anche a suonare col metronomo, casomai mette 70 Do del metronomo e poi man mano andare sempre più crescere il numero del metronomo, col metronomo, arrivando fino a 100 per dire. Adesso che abbiamo visto questi due accordi, potremo passare al terzo accordo che fa parte del giro di Do, che è molto usato anche quello, ed è l'accordo di Re minore. Dunque andiamo a ciappare, dunque la tonica e a Z, la tonica e a Z sulla quarta corda, Voda, suoniamo Vodo, dunque prima suoniamo il Re così, dopo andiamo a struccare il La sul secondo tasto e poi fermo che posizionare subito gli altri dei che dovremo mettere sul manico. Dunque andiamo a struccare con l'indice il primo tasto della prima corda e col quarto Deo, dunque Arminio e Menueo si dice, e andiamo a struccare sul terzo tasto. Dunque l'accordo che va dal Mi fuori è questo. E adesso potremmo provare da nuovo a suonare cominciando dal Do, arrivando fino alle minori. Ecco, adesso abbiamo fatto i primi tre accordi e ne manca ancora uno. Andiamo a suonare il Sol settima. Per suonare il Sol settima andiamo a struccare la tonica sul terzo tasto, sesta corda.
Dunque toccheremo il terzo tasto appunto e poi sulla quinta corda andremo a suonare il Si, il secondo tasto, no? E andremo a suonare anche le altre note, quei ciappare a rodo, disegno, per arrivare fino alla prima corda dove mettiamo il primo tasto, dunque toccheremo con l'indice e faremo il Fa. Dunque se facciamo tutto il giro della scala del Do, del giro del Do, andremo a fare così. Naturalmente bisogna far sentire tutte bene le note che vengono a suonare nette. Anche me adesso non so stare a buon di farle proprio tanto nette. Bisogna cercare di suonarle in modo più chiaro possibile, in modo che venga a sentire e venga a sentire bene, insomma. Una volta fatto quello si prova a suonare tutto da nuovo, il giro del Do, che si è molto usato in tante canzoni e anche quando che ti suoni qualcosa che non ti sa bene la tonalità, può essere utile anche usando parlare questo giro di Do, usarte su sta tonalità qua. Anche se magari la canzone si su un'altra tonalità, ma se ti suoni a reccia ti può anche veramente provare a operare sta progressione di accordi, ecco. Se vi piace il video mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale, va bene? Alla prossima lezione.